is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. E ben trovati con intenzioni pericolose. Questa sera affronteremo la seconda parte dell'omicidio di Pompeo Panaro, commerciante calabrese, esponente della Democrazia Cristiana, assessore, vice sindaco del comune di Paola in provincia di Cosenza, ucciso dall''ndrangheta nel luglio del 1982. Una storia lunga 39 anni, avvolta da tanti misteri e anomalie giudiziarie. Un atroce delitto fatto passare come lupara bianca, nonostante gli atti giudiziari documentino di un omicidio di cui si conoscono luogo e presunti esecutori. Ci vorrà il 2012 per capire qualcosa, e questo attraverso un esposto presentato proprio dal figlio di Pompeo Panaro, Paolo, che verrà a conoscenza della presenza di atti giudiziari dai quali emergerà che la procura di Paola aprì un fascicolo nei confronti di ignoti per omicidio volontario. Inizia così la battaglia di Paolo, che pretende giustizia per suo padre, per la sua famiglia, e lo farà senza esitazioni nonostante minacce e intimidazioni. Ripercorriamo la cronaca di questo caso attraverso il servizio realizzato da Alessandro. Anomalie giudiziarie, indagini aperte e poi archiviate, sono tanti i punti oscuri che costellano il caso di Pompeo Panaro, il consigliere della Democrazia Cristiana, ucciso dall''ndrangheta nel luglio del 1982 a Paola, in provincia di Cosenza. Solo nel 2013, infatti, la magistratura ha rinviato a giudizio uno dei suoi presunti assassini, il collaboratore di giustizia Giuliano Serpa. L'ex boss dell''ndrangheta poi è stato assolto perché il reato era ormai prescritto. Nella richiesta di rinvio a giudizio, però, il figlio di Pompeo Panaro, Paolo, trova i nomi degli altri indagati per i quali, c'è scritto, si procede separatamente in quanto deceduti. Di questi 9 solo 3 sono effettivamente deceduti, sottolinea il figlio, gli altri sono vivi e noti alle forze dell'ordine. L'indagine sulla scomparsa di Pompeo Panaro era stata ufficialmente archiviata come lupara bianca, tant'è vero che la famiglia nel 1993 ottiene dal tribunale la dichiarazione di morte presunta. Dopo diversi anni, però, grazie alla sua determinazione, Paolo scopre che c'era stata un'indagine. Entra in possesso di quel fascicolo attestante la dicitura omicidio volontario a carico di ignoti, che gli documenta una verità sconcertante: la scoperta del corpo del padre, che era avvenuta pochi mesi dopo la scomparsa grazie ad una telefonata anonima e di cui la famiglia non seppe mai nulla. Una telefonata che aveva fornito tutti gli elementi per individuare il punto preciso, tra le montagne sopra Paola, dove era stato seppellito il consigliere comunale della DC. La DDA di Catanzaro riapre le indagini nel 2013, dopo l'esposto del figlio. Proprio in quel momento Paolo scoprirà che erano 2 i pentiti che avevano parlato dell'omicidio di suo padre. Il primo è Fedele Soria, siamo nel 1997, che dopo aver rivelato il luogo del delitto e i nomi degli esecutori alla DDA ritratta tutto. E comunque il caso si chiude perché non c'erano prove e riscontri sufficienti. 10 anni dopo è l'ex boss e collaboratore Giuliano Serpa a confermare la ricostruzione del primo pentito e autoaccusandosi del delitto, facendo i nomi di una dozzina di complici. L'ex boss dell''ndrangheta poi è stato assolto perché il reato era ormai prescritto. Paolo Panaro è ancora alla ricerca della verità, vuole risposte sul delitto atroce di suo padre, per il quale continua a chiedere una sola cosa: giustizia. E questa era la ricostruzione di una storia che si trascina da oltre 39 anni. Abbiamo qui con noi di nuovo questa sera il figlio di Pompeo Panaro, Paolo, e anche l'avvocato penalista e criminologa Chiara Penna. Buonasera. Buonasera. Buonasera a Una tutti. storia, come dicevamo, quindi insomma, che scrive una pagina brutta e una verità che tarda ad arrivare. Paolo, lo abbiamo anche anticipato settimana scorsa, come spiega queste anomalie giudiziarie? Una spiegazione precisa non ce l'ho. Una serie di coincidenze, una serie di errori, una serie di disattenzioni sarebbe aberrante, spaventoso, anche se fosse semplicemente questo. Non è possibile amministrare una giustizia, soprattutto per un reato così grave, in una maniera così superficiale. C'è una volontà precisa, non sta a me dirlo, però ci sono 39 anni di farsa, di cose veramente, veramente incredibili, veramente senza senso. Quindi non riesco ancora a darmi ad avere un'opinione, non dovrei nemmeno averla io in una situazione del genere, perché poi cose così toccano tutti, non tocca solo me in quanto
figlio, ma se le cose vanno in questo modo c'è da avere tutti paura, eh. Anche Riavvolgiamo, perché Paolo, riavvolgiamo un po' il nastro, no? Com'è che arriviamo a tutto questo? Quanto hai intuito che ci fosse qualcosa che non quadrava in questa storia che ha visto comunque la scomparsa di suo padre? guardi, francamente, solo e semplicemente per due parole lette su un articolo di giornale, perché non potevo dubitare di alcunché. Se nessuno sapeva nulla, si è sempre parlato di Lupara Bianca, in famiglia silenzio assoluto, perché avrei dovuto sospettare altro? Ma quel riferimento agli atti giudiziari è chiaro che mi ha fatto accendere un campanello, ma da lì al quadro che si è aperto, a quello che è accaduto anche ultimamente con quella sentenza folle di Corte d'Assise, insomma, direi che ce ne passa. Avvocato, com'è possibile che un fascicolo con una intestazione di omicidio volontario passi invece come scomparsa e quindi caso di Lupara Bianca? Ma non è stato un passaggio di fascicoli. Il problema, ripeto, è un problema che io attribuisco perché purtroppo non deve capitare, ma capita. È un problema di organizzazione degli uffici e di comunicazione fra gli uffici. Se non si giunge, io lo dico in maniera molto pratica perché facendo questo lavoro quotidianamente mi scontro con alcune situazioni aberranti, dice bene il signor Panaro. Se si arriva in cancelleria e si presenta un'istanza ben precisa con tutti i riferimenti di un fascicolo, e allora quel fascicolo si trova. Se invece si fa una richiesta non diciamo così specifica o comunque non dettagliata in termini di informazioni che comunque nel caso specifico non si potevano neanche conoscere, visto che giustamente il signor Panaro non aveva contezza di quello che poi è venuto fuori, il fascicolo non si ritrova. Tecnicamente è possibile che sia avvenuto questo perché c'era da un lato il fascicolo aperto dal giudice istruttore che era stato archiviato con un non luogo a procedere perché non si avevano elementi per indiziare all'epoca e indagare poi alcun soggetto, e poi c'era il fascicolo aperto in sede civile per l'accertamento della morte presunta. È chiaro che il procuratore è venuto a conoscenza successivamente della domanda presentata dalla signora, non avendo contezza di quel fascicolo, ha purtroppo dato il visto per dare il suo Paolo, parere positivo all'accertamento della morte presunta. Questo è il problema. C'è stato un problema di comunicazione e di numeri perché per farlo in maniera breve da un punto di vista tecnico sembra, ripeto, assurdo parlare in questi termini di fronte a un fatto del genere, ma basta che si sbagli il riferimento all'RG, perché lì era verso ignoti e lì chiaramente non esisteva alcun indagato, e che non risulta alcunché se non lo si vuole anche trovare. Nel momento in cui ha presentato l'esposto il signor Panaro è venuto fuori che era stato posto all'attenzione della DDA perché dei pentiti avevano fatto riferimento. scusi avvocato, allora c'è il Paolo Panaro che è dissente, cioè non concorda. Lo so, perché io parlo di argomenti purtroppo che possono sembrare, ripeto, ad un familiare assolutamente inconsistenti e inaccettabili, ma purtroppo burocraticamente avviene Ma anche si può questo. definire errore? Cioè, è un Cosa? errore comunque, sì, un errore macroscopico, si può È un definire errore tale. macroscopico che non deve accadere. Se poi ci sono stati dei depistaggi, non sta a me dirlo e non posso dirlo e non posso sostenerlo perché da avvocato penalista che opera nelle aule di giustizia non posso accettare una cosa del genere. Posso accettare gli errori tecnici, gli errori materiali sull'indicazione di... Ok, chiarissimo avvocato. Voglio sentire un po' Paolo cosa ne pensa di questa lettura che fa ovviamente tecnicamente l'avvocato. Guardi, io quella non la contesto perché qua siamo ancora in sede in ambito di procura di Paola, dichiarazione di morte presunta, siamo nel 94, ma questo passaggio è stato bypassato immediatamente nel 97, quando il fascicolo viene acquisito dalla DDA. Sì. Cioè lì è finito, quello che sta dicendo l'avvocato, chiuso. La partita si è aperta completamente con la DDA. Ci sono dichiarazioni di pentiti che non hanno riscontro perché non si tiene conto dell'esistenza di un cadavere, punto. Cioè quello che dice l'avvocato, io posso anche non contestarlo, è chiaro un discorso tecnico, ma siamo passati di ambito poi. Quello si chiude nel 94, siamo nel 97, c'è un pentito che fa nomi, cognomi, indirizzi, movente, esecutori, modalità,
chiuso, non ci sono prove, non ci sono riscontri. Nel 2007, altro pentito, movente, esecutori, modalità, non ci sono, si autoaccusa, valore probatorio certo, nessuna prova in indagine, non ci sono riscontri, vanno addirittura in località Trifoglio a cercare di nuovo i resti di mio padre. Perfetto, ci sto, perché si vuole cercare altro, va benissimo, quindi state cercando riscontro a quello che dice il pentito. Non trovate più nulla, sono passati 30 anni, benissimo, tenete conto di quello che già esiste. Paolo, quando è stato ucciso suo padre era piccolo, aveva 9 anni. Che idea si è fatto su quell'omicidio? Del perché? Questa è una bellissima domanda. Guardi, a me piace sempre ricordare una cosa. Io ho un discorso di mio padre fatto in consiglio comunale in cui lui ufficializza le sue dimissioni dalla DC dell'epoca e prende le distanze da una politica che stigmatizza assolutamente corrotta, no? Clientelare, e lui a determinati compromessi e determinate condizioni non ci sta. Lui persegue sempre ideali di rettitudine morale in ogni atto della sua vita. Guardi, se prendiamo il movente indicato dall'ultimo pentito, Giuliano Serpa, quale persona che va a denunciare gli esecutori di un altro omicidio in un ambiente, in un clima dell'epoca dove si sparava a vista, c'era il coprifuoco a Paola, e, insomma è un atto di coraggio assoluto, fortissimo. Quindi è una persona eccezionale sotto qualunque punto di vista. Avvocato Penna, ci sono quindi le dichiarazioni di 2 pentiti, anche il movente del delitto, e purtroppo però quando si arriva anche ai presunti esecutori dell'omicidio, 9 di questi risulteranno deceduti. Cosa succede anche in questo momento, ecco, particolare? Com'è possibile che siano risultati deceduti e non lo siano? Chiaramente è altrettanto grave, ma credo che sia il meno rispetto a quello che è accaduto finora, nel senso che è un errore evidentemente materiale che si può correggere immediatamente nel momento in cui si individuano questi soggetti come vivi e vegeti. Il problema, faccio un passo indietro perché non c'è assolutamente disaccordo in quello che dice il signor Panaro. Il problema è che a mio avviso non è che non si tenga conto dell'esistenza di un cadavere, purtroppo, perché il fatto è acclarato che purtroppo il signor Panaro sia stato ucciso. Il problema è che probabilmente non ci sono riscontri attendibili nella ricostruzione della, si dice, criminodinamica del fatto narrato da questi pentiti. Poi sul pentitismo ci sarebbe da aprire un capitolo enorme sull'attendibilità delle storie che raccontano, sui fatti che evidenziano per compiacere in alcuni casi gli inquirenti ed ottenere ovviamente dei benefici, e su quanto effettivamente di credibile c'è in tutta la storia. Ora, posto ciò, come dicevo nella scorsa puntata, l'importante qual è? L'importante è continuare, partire dall'inizio e continuare ad insistere, perché l'omicidio non si prescrive, quindi ho sentito parlare chiaramente di prescrizione e ritengo che siano stati dichiarati prescritti altri reati imputati ai soggetti interessati, ma l'omicidio non si prescrive. Quindi si può andare avanti e si può ricostruire la vicenda tenendo conto di quello che effettivamente è emerso e di quanto effettivamente è accaduto di strano, perché per me la cosa più strana che è accaduta in questa faccenda è che un familiare avesse conoscenza della morte del proprio fratello e non avesse informato il resto della famiglia. Quindi io partirei da questo dato. I pentiti sì, teniamoli in considerazione, ma ribadisco, il fenomeno del pentitismo è un fenomeno che va preso con le pinze, soprattutto quando alcune dichiarazioni pervengono all'interno di una serie di operazioni, perché i procedimenti che hanno interessato questi soggetti sono tantissimi, le operazioni della DDA nelle quali sono coinvolti questi soggetti sono altrettante, per cui non è solo il caso purtroppo del signor Panaro che è venuto fuori rispetto a queste dichiarazioni, ci sono stati altri avvenimenti raccontati non da questi soggetti specifici ma da altri che pretendevano di far luce relativamente
relativamente a diversi casi di scomparse, di morti che purtroppo sono numerose, soprattutto negli anni 80-90, e purtroppo si sono rivelate un nulla di fatto. Perché? Perché raccontavano per ottenere evidentemente dei benefici. Quindi bisogna stare molto, molto attenti e sì. partire dai dati essenziali. Paolo, da quando ha iniziato a inseguire questa verità sulla morte di suo padre, ha subito minacce e intimidazioni? Ce ne può parlare? Sì, inizialmente ho pensato avvenimenti casuali, però quando, siccome avvenivano sempre in coincidenza di date, no, precise sugli accadimenti giudiziari e la catena è stata abbastanza lunga, insomma poi ho cominciato a capire forse non si trattava di semplici casualità, dalle ruote bucate a sabotaggi della mia macchina. Una volta ha preso fuoco in autostrada, un'altra volta sono state sabotate proprio i semiassi, quindi ho fatto dei testacoda, fino al massacro di due dei miei cani, insomma, in un altro accadimento preciso, insomma. In occasione dell'udienza in corte d'assise del pentito, ruote squarciate della macchina, una volpe impiccata a fianco alla mia macchina, un asparago su un parabrezza, una cintura appesa vicino, insomma, in un luogo sempre segnali che si richiamavano la morte, o il fatto di avere terra bruciata intorno. Quindi poi ho racchiuso tutto in una denuncia contro ignoti, però anche lì la procura mi ha convocato dopo un anno e ha archiviato il tutto. Paolo, qual è lo stato emotivo della sua famiglia dopo tutto questo? Ma totale disillusione, totale sconcerto e disillusione, insomma, sono 40 anni dietro una situazione del genere. Lo sconcerto, anzi, ecco, gli step sono questi: prima lo sconcerto assoluto, poi totale disillusione. Sono troppe cose in una situazione sola, troppe. Avvocato, crede che possa ricomporsi questo mosaico giudiziario? Lo vogliamo ripetere quasi per sfinimento, giusto per chi si fosse magari adesso messo in collegamento con noi. Che cosa possiamo dire? Sì, assolutamente sì, come dicevo prima è possibile, anche perché sono passati tanti anni per la famiglia, chiaramente, ma da un punto di vista anche giudiziario ci sono tutti gli elementi per poter evidentemente ricostruire la vicenda, quindi assolutamente sì, così come sarà possibile eventualmente accertare, qualora ve ne fossero, le responsabilità di chi è intervenuto all'interno di questo procedimento a vario titolo, ostacolando eventualmente la giustizia. Ritengo che è possibile una cosa del genere, assolutamente. Io spero di no, mi auguro di no, perché sarebbe chiaramente una situazione ulteriormente deplorevole rispetto a quanto accaduto, ma qualora vi fossero delle responsabilità in tal senso è giusto che vengano fuori, così come è giusto che si facciano tutte le segnalazioni del caso al CSM, eventualmente se ci sono state delle responsabilità, delle inadempienze da parte degli organi deputati ad agire tempestivamente. Quindi assolutamente sì. Io ribadisco, poi chiaramente il mio lavoro, e tendo a trovare sempre una soluzione a qualsiasi tipo di vicenda, a maggior ragione a questo tipo di fatti. Paolo, le è stato mai detto dalle persone più vicino a lei di arrendersi dopo quello che sta vivendo e subendo anche attraverso le intimidazioni e le minacce? Beh, assolutamente sì. Guardi, basta guardare quello che c'è intorno. Non è che io abbia avuto tutta questa grande solidarietà, insomma, questo grande supporto. Il problema di fondo è che tutto quello che è accaduto non riguarda solo me, non riguarda solo me, è una situazione. Se ci sono responsabilità di altro genere da accertare, ovviamente, no? Perché quando nessuno parla con il preconcetto di malafede, però cose del genere non debbono accadere a nessuno, perché se succedono per una situazione così gigantesca, anche nel piccolo, se viene amministrato il tutto così, è veramente spaventoso. Quindi, cioè, queste situazioni non debbono essere circoscritte alla semplice vittima, perché è una macchina della giustizia che funziona malissimo così. Il problema di fondo è che
non può essere una battaglia personale, solo personale. Io ci credo, ma in termini di giustizia assoluta, generale. Non riguarda solo mio padre. Mio padre nel suo piccolo è stato un eroe all'epoca, però tocca a tutti, dovrebbe riguardare tutti. Quello che è spaventoso è il silenzio istituzionale a 360 gradi. Non c'è stato un intervento politico. E infatti Paolo, questo che volevo chiedere, no? Dopo 39 anni, a parte comunque la fase iniziale, sicuramente di attestati di solidarietà, oggi il mondo dell'associazionismo, istituzioni, vi è accanto, si fa sentire, si fanno sentire? No, assolutamente nessuno, nessuno. Il sindaco tace, nemmeno un attestato di solidarietà. Dico il sindaco, però una situazione del genere, come diceva perfettamente l'avvocato qualche minuto fa, anche il CSM dovrebbe muoversi. Una commissione parlamentare antimafia, una commissione regionale anti-'ndrangheta. Nessuno, nessuno. È incredibile. Solo un gruppo locale ha espresso solidarietà, ci mancherebbe, ma anche i semplici cittadini. Cioè, qualche ragazza, che è bello però, qualche giovane, che insomma le nuove generazioni ti fanno ben sperare in questo, no? C'è questa voglia di giustizia, di pulizia, ma anche persone della mia generazione, nessuno. Io trovo questo incredibile, non ci si può girare dall'altro lato rispetto, se anche sia stato un errore materiale, è un errore clamoroso. C'è una cosa incredibile che 4 organi di giudizio scrivano persone decedute. Cioè, veramente è ridicolo, ridicolo. Poi, ripeto, sono quasi convinto che sia stato un errore materiale, ci mancherebbe altro, ma non si può, non se ne accorge nessuno. Cioè, la giustizia viene amministrata così. Paolo, a proposito di questo, ha ancora fiducia nella magistratura e nella giustizia? No, no, proprio no. Sfiderei chiunque al posto mio ad averla. Al posto mio e della mia famiglia. Sfiderei chiunque. Cioè, sono troppi errori lunghi 39 anni. Quando si è dato alla magistratura l'occasione di correggerli nel 2013, ci ha messo su quello più grosso di tutti. Cioè, diventa assurdo. E quello è il particolare da non sottacere, che i giornali abbiano raccontato la cosa contraria di quello che i documenti attestavano. Questo trovo veramente, veramente grave. Veramente grave. Paolo, un'ultima domanda. Sua mamma in tutto ciò? Una povera vedova che ha vissuto una vita assurda, una vita di sacrifici, di umiliazioni, di dubbi, di dolore. Cioè, è una donna che non ha nemmeno avuto la possibilità di mettere un fiore sulla tomba di un marito, nella sua semplicità, nella sua semplicità, forse è il termine più corretto. Quindi non può avere la capacità di comprendere tutto quello che è accaduto dal punto di vista giudiziario, ma anche i passaggi, cioè anche il semplice aspetto morale le è stato negato. Trovo questo incredibile, incredibile. E da chi? Da chi invece doveva consentirlo, cioè dalle istituzioni. E siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo cercato di raccontare la storia di un uomo, figlio di questa terra, ucciso in maniera atroce e forse dimenticato troppo presto. Noi vi diamo appuntamento, ringraziando i nostri ospiti, all'avvocato Chiara Penna e a Paolo Panaro. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 22 su TEN, canale 10 del Digitale Terrestre.